Grave incidente sul Fadalto nel pomeriggio, un'auto esce di strada sbalzati a terra, i 2 centauri portati negli soccorso a Treviso, un altro incidente a Pieve del Grappa grave, un altro motociclista di 30 anni. Dopo il caso del rapinatore di Refronto, lo scarcerato parla Cristian Demma, proprio a causa della mancanza di fiducia nella giustizia, solo il 30% dei furti viene denunciato. Gestori di carburanti trevigiani sul piede di guerra dopo la firma che attua il decreto cartello antifurbi. Moreno Parin promette: ricorreremo in tutte le sedi, per i gestori è un'autentica follia. Infrastrutture, fibra, IMU e appalti pubblici, artigiani e commercianti hanno presentato il loro decalogo per la politica e le richieste inviate a tutti i 10 comuni della provincia al voto. Inaugurata la nuova sede degli Alpini a Bavaria di Nervesa della Battaglia, a festeggiare le penne nere l'intero paese, la struttura dedicata a Don Carlo Gnocchi. Numerosi volontari ieri sera a Zensone, nei pressi del Piave, per un'importante esercitazione. L'obiettivo è quello di formare i volontari, ma anche far avvicinare nuovi giovani. 27 aprile 1987, la Marca trevigiana, un anno dopo Chernobyl, le ricadute sul nostro territorio raccontate nella puntata della trasmissione La nostra storia. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque la cronaca, lo avete sentito in primo piano, con un grave incidente questo pomeriggio sulla strada statale 51 ad Alemagna, poco dopo l'uscita di Vittorio Veneto. Una moto è uscita autonomamente di strada finendo la corsa in un prato in sella alla Ducati. Un 55enne di Quarto d'Altino e la moglie 54enne colombiana. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato il SUAM 118 e di carabinieri. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Treviso. L'uomo in gravissime condizioni è stato ricoverato in prognosi riservata. La donna ferita non sarebbe in pericolo di vita. Per svolgere i rilievi del caso sono giunti gli equipaggi dei carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Il traffico ha subito inevitabili ripercussioni. E poche ore dopo un secondo grave incidente in via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa, un Centauro classe 1993 residente a Fonte ha perso il controllo del mezzo sbattendo violentemente addosso ad un muro di cinta. Raggiunto dall'equipe con un'auto medica e un'ambulanza, vista la gravità è stato fatto decollare anche l'elisoccorso. Il trentenne è stato intubato e portato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. E continuiamo con la cronaca. Dopo il caso del rapinatore di Refronto, lo scarcerato perché l'ordinanza di rinnovo delle misure cautelari in carcere non è mai stata trasmessa, parla il fondatore dell'associazione Furti in Corso, che rivela proprio a causa della mancanza di fiducia nella giustizia solo il 30% dei furti viene denunciato. 2 rapinatori rimessi in libertà per un vizio procedurale. Il loro fascicolo d'indagine non è mai arrivato al GIP del Tribunale di Venezia. All'indignazione della vittima della rapina, la signora Elda, si aggiunge la conferma di una sostanziale sfiducia nella giustizia che avrebbe come diretta conseguenza il crollo del numero delle denunce. La segnalazione viene anche fatta magari al 112, vengono chiamati regolarmente, 112 o 113 che sia. Il problema poi è che quella non si traduce, secondo me, per un bel 70% in no, non faccio denuncia. Perché? Perché devo prendermi la giornata di ferie, perché comunque non mi hanno fatto nulla se non i danni, quindi non sono assicurato. Sono centinaia le segnalazioni di furto o tentato furto che corrono sui social, postate e rilanciate nel gruppo storico fondato da Cristian Demma dopo una rapina, Furti in Corso. Eppure solo il 30%, secondo Demma, di chi le subisce poi sporge realmente denuncia. Non è la sfiducia nelle forze dell'ordine, attenzione, che quella secondo me si sta rafforzando sempre di più, un po' anche grazie a Furti in Corso. È proprio la fiducia nella macchina giudiziaria che sta andando sempre di più. Noi ci credevamo in Odio, no? Che desse una scossa importante subito appena arrivato. Però vediamo che anche lui probabilmente sta scontando una realtà molto difficile. E così la misura del tasso di microcriminalità sul territorio rischia di essere di gran lunga sottostimato. Di recente Demma ha chiuso gli accordi con alcune amministrazioni comunali, l'ultimo pochi giorni fa a Treviso, il primo a Silea. Hanno detto sì, ci siamo, adesso finalmente i tempi sono maturi per fare un tavolo con voi di Furti in Corso. Partiamo e facciamo qualcosa di concreto, iniziamo a fare delle serate, iniziamo a fare
informazione, condividiamo informazioni con voi tutti in corso, perché ormai abbiamo capito che l'associazione dà qualcosa e dà tanto ai cittadini. Benzinai contro la firma del decreto che di fatto attua quello varato a gennaio sull'introduzione dei cartelli antifurbetti. I gestori si dicono pronti a ricorrere in tutte le sedi. Gestori di carburanti a Treviso all'attacco dopo la firma del decreto antifurbetti che da agosto imporrà ai gestori di pompe di benzina di esporre il cartello con i prezzi medi regionali di vendita. I cartelli dovranno essere esposti entro le 10:30 del mattino anche quando il distributore sarà aperto in modalità self. Una firma che attua quanto previsto dal decreto varato a gennaio e che ha innescato una reazione durissima. A Treviso Moreno Parina, capo del coordinamento gestori carburante, firma un comunicato stampa in cui parla di autentica follia nata da una colossale bufala conseguente alla reintroduzione delle accise sui prezzi del carburante. Ancora una volta, spiega Parin, i benzinai diventano capro espiatorio, è il prezzo che si paga quando il 55% del prezzo sono tasse e si opera in un mercato dove comandano le multinazionali. Ricorreremo in tutte le sedi in cui possiamo legittimamente farlo, conclude Parin, antitrust comunitaria compresa. È inaccettabile questo accanimento contro i gestori, frutto di una bufala e di disinformazione. Infrastrutture IMU, appalti pubblici, agevolazioni per la residenzialità, artigiani e commercianti hanno presentato il loro decalogo per la politica. Dopo 3 anni difficili le categorie economiche nutrono aspettative sulla nuova azione del governo. Le loro richieste inviate a tutti i 10 comuni che vanno al voto. Strade e fibra ottica, questo è quello che manca alla provincia di Treviso, dove risiedono ad oggi 1100 aree produttive dove almeno metà della produzione è destinata all'export. CNA Treviso ha compilato un decalogo di richieste da presentare a tutti e 10 comuni che in provincia andranno ad elezioni. Si parte dal PNRR, serve visione e pianificazione, poi le infrastrutture con il completamento del Terraglio Est, le bretelle, la pedemontana fino ai costi. La CNA chiede ad esempio che il tragitto di 2 caselli dopo quello di entrata sia gratuito. Poi appalti pubblici. Bisogna rendere gli appalti a misura di piccola impresa, quindi dividendoli anche in lotti funzionali, evitando quelle duplicazioni che spesso la pubblica amministrazione fa, rendendo meno competitive, diciamo, queste gare. Il ruolo dei comuni con l'accesso al credito per le imprese in difficoltà e il fisco. Bisogna avere un occhio di riguardo per quanto riguarda l'IMU sulle attività produttive, in ragione del fatto appunto che lo stesso IMU non è completamente deducibile dal reddito di impresa. Ad esempio al momento anche la tassazione degli immobili andrebbe un attimo, come dire, presa per mano, non per aumentarla, ma quantomeno per censirla. L'ultimo censimento delle aree produttive in provincia di Treviso, per capire come sono messe, risale al 2005. Sugli immobili ad uso abitativo punta il dito anche Ascom Confcommercio, con la categoria il primo incontro organizzato tra i candidati perché il centro si sta spopolando. Il mercato degli affitti è un mercato che è bloccato, non esiste, non ci sono spazi, non ci sono appartamenti in affitto. Il tema turistico incide pesantemente in questo senso perché la redditività di un appartamento a destinazione turistica è da un punto di vista economico decisamente maggiore rispetto a quella ad uso residenziale. Servono degli interventi, noi dobbiamo pensare a degli accordi nei quali devono entrare sul mercato delle abitazioni, degli appartamenti, degli spazi con delle agevolazioni. I comuni possono anche garantire questi contratti se sono di giovani coppie, di famiglie che decidono ad esempio di venire a vivere a Treviso. Siamo alla politica, competenze e visione, ma oltre il PNRR Nicola Rocco parla di dialogo necessario con le altre città e comuni per costruire una grande Treviso e far diventare Treviso città metropolitana con Venezia e Padova.
La prima cosa da fare è una cabina di regia. Dopodiché io vorrei alzare un pochino il livello della discussione, perché il PNRR è una grande opportunità per il nostro Paese, un'opportunità che ahimè in parte stiamo sprecando. Per quale motivo? Perché noi non affrontiamo mai i limiti strutturali di questo Paese e di conseguenza anche i limiti strutturali che possono avere i contesti territoriali come quelli di un'amministrazione. Qual è il ruolo di un'amministrazione? Il ruolo di un'amministrazione è quello di essere capofila di un progetto molto più ampio. Per cui bene, per esempio, che noi parliamo della Grande Treviso, ma la Grande Treviso oggi cos'è? È un tavolo di lavoro in cui il Comune di Treviso mette assieme i comuni con termine. Noi invece dobbiamo fare il salto di qualità, noi dobbiamo arrivare ad avere un comune, quindi un'amministrazione, poi magari ci vorranno 10 anni, ma un'amministrazione unica con Treviso che fa un processo di acquisizione, di fusione con gli altri comuni, che porti la città ad avere almeno 150.000 abitanti. Questo anche perché il comune di Treviso è un comune relativamente povero. C'è poi tutto il tema della città metropolitana che dovrebbe vedere Treviso, Venezia e Padova lavorare assieme. Noi oggi a Treviso dobbiamo sicuramente lavorare sulla rigenerazione urbana. Come lavora il comune sulla rigenerazione urbana? Attraverso il piano degli interventi. Il piano degli interventi che deve prevedere, diciamo così, un cemento zero attraverso magari lo strumento dei crediti edilizi, per cui cerchiamo di lavorare sui luoghi che sono abbandonati attraverso più che delle leve fiscali, attraverso la capacità di un comune di dimostrare che c'è attrattività. Oggi noi dobbiamo porci questa riflessione, questa domanda. Treviso è una città attrattiva per la fascia 25-35. Inutile presentare progetti che non sono sostenibili per Giorgio Denardi, candidato sindaco per il centro-sinistra. Serve puntare su dare migliori servizi ai cittadini con i fondi d'Europa. Quello che il PNRR con l'Europa ci spinge a fare è accelerare i tempi di una direzione verso una città moderna, inclusiva, verde e efficiente, basata su strumenti digitali che consentono di snellire la burocrazia, velocizzare le operazioni, dare dei migliori servizi ai cittadini. Questo è possibile farlo in modo molto più intenso e veloce grazie ai fondi dell'Europa e grazie alle direttrici dell'Europa che vanno seguite perché sono esattamente nella direzione strategica che guideranno il futuro del nostro Paese e della nostra città. Quindi secondo me Treviso deve avere un suo progetto strategico che deve vedere la progressiva alleggerimento della città del traffico dalle fonti inquinanti per sostituirla progressivamente con un ambiente molto più a misura d'uomo, dove c'è molto più verde, ma verde vero, non greenwashing annunciato e poi non realizzato, perché a Treviso manca il verde. Abbiamo il 92esimo posto come qualità dell'aria proprio perché abbiamo fonti di riscaldamento molto inquinanti e un traffico che ci soffoca. Quindi bisogna affrontare velocemente questo problema dando la giusta direttrice agli investimenti, evitando di andare a impigliarsi dentro progetti che non funzioneranno mai come quello del Park Vittoria, piuttosto puntando su park multipiano prefabbricati che in 6 mesi riescono a metterli giù. Serve una visione strategica e servono delle decisioni che ci consentono di mantenere i tempi sui progetti che andiamo a realizzare, sia nel green che nel digitale. Sitting a Monigo contro la cementificazione ieri nella giornata della terra per coalizione civica, la lista a sostegno del candidato sindaco Giorgio Denardi. A Monigo non sarà considerato consumo di suolo pubblico quello dovuto alla realizzazione del quarto lotto della tangenziale a Sant'Antonino. In questo quadro noi pensiamo che l'amministrazione cittadina di Treviso debba porsi l'obiettivo del consumo di suolo zero per non aggravare ulteriormente la situazione del nostro territorio. Negli ultimi 4 anni, riferisce Gigi Calesso, tra il 2018 e il 2022 nel territorio del comune di Treviso sono stati consumati 28,39 ettari di terreno agricolo. Questo significa che nella nostra città ogni 7 minuti e 24 secondi viene cementificato o asfaltato 1 metro quadrato di area verde. Sulla questione degli alloggi popolari a Treviso, la ricetta del candidato del popolo della famiglia Luigino Rancan è quello di venderli agli inquilini che saranno così spinti a riqualificarle. Sugli alloggi sfitti Rancan pensa di alzare l'IMU per invogliare i proprietari e a darli in locazione.
Ma la proposta mia potrebbe essere anche questa, si parlava delle case popolari vecchie. Ci sono cittadine, case in provincia di Treviso dove la soluzione è stata trovata vendendo queste case popolari, vendendole a chi ci abita dentro. Cioè, una volta che uno diventa proprietario dell'appartamento o di quella fettina di casa a schiera, diventando proprietario diventa è lui stesso incentivato a sistemare le cose. Ad esempio nella zona mia, parlo ad esempio di Overzo, c'era una zona amplissima di case popolari, tipo tutte casette a schiera, che sono stati venduti a chi li abitava ed è diventato un quartiere, non dico di lusso, ma un quartiere molto molto dignitoso, cioè quindi ha sollevato quell'area da un certo tipo di degrado. Quindi una delle strade da percorrere è quello di vendere questi alloggi. Altro argomento, gli alloggi sfitti, soprattutto quelli in centri città, ma riguarda anche quelli della periferia. Lì bisogna fare leva sull'IMU, sulla tassa. L'alloggio sfitto va tassato in maniera molto più gravosa rispetto ad un alloggio, quindi chi è proprietario di un alloggio e lo affitta avrà un IMU, definiamola favorevole. Chi è proprietario di un alloggio e non lo affitta va colpito con questa tassazione in maniera un attimino più pesante. Al di là dopo degli aiuti in casi particolari il Comune può fare in certe situazioni, anche finanziari. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora parliamo degli alpini che oggi a Bavaria sono andati a festeggiare la nuova sede. Il paese si è vestito tricolore, presenti anche gli immancabili muri del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Il silenzio e poi l'emozione di sentire il Signore delle Cime cantato proprio da loro, gli alpini, insieme, uniti come sempre per festeggiare la nuova sede a Bavaria di Nervesa, una struttura attesa da tempo. Da qui, ci dicono, partiamo ancora più forti. Il quadro raggiunto, un nuovo punto di partenza e sicuramente una bella festa dopo tanti anni di sacrifici, perciò grazie a tutti, grazie. A chi è stata dedicata questa nuova sede? Questa l'abbiamo dedicata a Don Carlo Gnocchi proprio per la grande umanità di quest'uomo, di questo prete che ha avuto nel corso della sua vita, insomma, perciò ritenevamo giusto dedicarla a lui proprio per l'umanità che anche gli alpini svolgono nelle loro attività. In tanti questa mattina hanno voluto essere presenti, numerose le penne nere, ma anche i familiari e i semplici cittadini, insieme in una grande festa. Poi ricordo rivolto a chi non c'è più. Quel cappello alpino, segno a memoria di tutti gli alpini di Bavaria andati avanti. A prendere la parola anche il presidente dell'ANA di Treviso, Marco Piovesan. Un momento veramente particolare, importante per l'associazione, ma soprattutto per il gruppo, per tanto lavoro di questi anni, tante difficoltà per arrivare a questo obiettivo, però la tenacia, l'orgoglio e l'amore alpino hanno avuto la meglio. Assieme alle penne nere, i muli delle Salmerie di Vittorio Veneto. Questi muli sono la storia, io nel militare avevo il mulo e così siamo qua, tutti amano il mulo e questi sono muli. Quelli dell'esercito sono già andati avanti, l'ultimo il Roso, e questi sono la storia, anche questi, per continuare questa storia. E non poteva mancare la foto dell'ultimo mulo alpino, il Roso, matricola 212, morto qualche tempo fa. Un'inaugurazione che ha coinvolto, come fanno sempre gli alpini, l'intero paese. Auguri a tutti quanti di una buona continuazione e sempre viva gli alpini, viva l'Italia! Sempre più donne giovani nelle file dei carabinieri trevigiani che si preparano così al 143esimo corso annuale per allievi, un'opportunità concreta di crescita, dicono dal comando di via Cornarotta. Il messaggio ai giovani del territorio è diretto.
A breve sarà pubblicato il bando di concorso per l'arruolamento di un gran numero di carabinieri che verranno tratti in parte da militari, quindi da giovani che già hanno le stellette, e in parte ovviamente il reclutamento avverrà da giovani della società civile. Un'opportunità di crescita concreta, umana e professionale, per questo l'Arma Trevigiana guarda alle nuove generazioni del territorio in vista del 143esimo corso formativo annuale per allievi carabinieri. Dopo decenni di spending review, negli ultimi anni l'inversione di tendenza che ha permesso alla Benemerita di rinnovarsi. Osserviamo sicuramente un incremento del reclutamento anche nelle regioni del nord Italia e anche nella nostra provincia di Treviso. Sempre più giovani e donne attratti da questa professione che consente di rispondere alle molteplici sfide che la società ci propone. Non solo lotta alla criminalità classica, furti e spaccio, controllo del territorio e sicurezza stradale, ma anche le nuove frontiere della tutela ambientale, del patrimonio artistico, del lavoro e della sanità, spesso con l'aiuto delle tecnologie più avanzate. Tutta una serie di settori dove questi carabinieri una volta arruolati si troveranno a confrontarsi e potranno fornire il loro servizio alle comunità. I posti a disposizione in tutta Italia sono oltre 4.000. Il messaggio che parte dal comando di via Cornarotta è diretto. Il mio appello è quello di cogliere questa opportunità al volo. È un modo ovviamente per fare un'esperienza professionale ma anche umana impareggiabile. Continuano gli incontri per la cultura della legalità tra gli istituti scolastici ed i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Giovedì e venerdì scorsi il comandante della compagnia, il maggior Gabriele Favero, ed il comandante della stazione di Paese hanno fatto visita agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Casteller di Paese Postioma, con l'obiettivo di promuovere nei giovani la cultura della legalità. I ragazzi intervenuti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno discusso su varie tematiche, toccando vari aspetti e temi di attualità come i reati intimidatori, il cyberbullismo, la sicurezza stradale, i rischi della rete, gli effetti derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Gli incontri proseguiranno anche nelle prossime settimane presso altre scuole primarie e secondarie del Montebellunese. Ed ancora a cronaca, forse un attimo di disattenzione sarebbe questa la causa dell'incidente avvenuto questa mattina nella pista ciclabile dell'Alzaia tra Roncade e Treviso. Due persone in sella ad due biciclette si sono scontrate frontalmente, cadute a terra, qualche escoriazione per una, mentre l'altra persona è stata portata in ospedale per farsi medicare sul posto gli operatori del SUEM 118. Ed inaugurata nei giorni scorsi la nuova pista ciclopedonale di via Belvedere a Silea, mobilità green e valenza paesaggistica per l'intervento cofinanziato da Comune e Provincia. I primi a utilizzare la nuova pista ciclopedonale sono stati loro, la sindaca di Silea Rossella Cendron e il presidente della provincia Stefano Marcon. Un giro per testare il nuovo percorso, 500 metri lungo la Zermanesa, che costituiscono il primo stralcio della nuova pista. Un'opera da 409.000 euro, 260.000 stanziati dal comune, gli altri 148.000 dall'ente di Sant'Artemio. Il contributo materiale è di 148.000 euro su un costo totale di 409, ma il contributo più sostanziale secondo me è quello di essere all'interno di una rete di istituzioni che lavorano assieme e che producono risultati che non hanno una valenza esclusiva per il comune dove calano, ma hanno una valenza di natura più ampia. Quindi effettivamente, concretamente avremo anche il comune di Casale con il comune di Roncade che troveranno risposte a quella che io chiamo la mobilità dolce. 100 carpini bianchi sono stati piantati lungo il tragitto. L'inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale nei giorni scorsi in via Belvedere, in località Canton. Oggi aggiungiamo 500 metri ai 5 chilometri fatti nell'ultimo mandato dall'amministrazione Cendron, quindi siamo particolarmente orgogliosi, ma siamo già proiettati verso il futuro e con la collaborazione della provincia presto
e cominceremo i lavori anche per il secondo tratto della pista ciclabile di Via Belvedere, che oltre ad avere una valenza di mobilità sostenibile ha anche una grandissima valenza paesaggistica, con questo stupendo panorama di 100 carpini che affiancano la pista, quindi davvero un valore di mobilità sostenibile, un valore ambientale, un valore paesaggistico, ma anche un valore appunto di connessione con gli altri comuni e appunto di progettualità condivise. Ed ora parliamo della protezione civile. Tanti volontari in azione ieri sera a Zensone per un'importante esercitazione. Nel periodo autunnale dormiamo sempre con un occhio aperto qua a Zensone, e ricordo anche di quello che è successo con Baia e tutte le altre alluvioni negli anni passati. Quindi questa è una zona sensibile e importante, e proprio su questa noi facciamo le esercitazioni per essere sempre pronti. Mezzi e uomini a ridosso del Piave per un'esercitazione importante che ha l'obiettivo non solo di formare i volontari, ma anche quella di avvicinare i giovani a questa attività. Abbiamo le porte aperte per i giovani, li aspettiamo a braccia aperte perché sono il futuro, insomma. Basta chiamare il comune oppure inviare una mail. L'aiuto e il supporto di tutti è fondamentale. All'esercitazione erano presenti i gruppi, oltre di Zensone, i comuni di Spresiano, Maserada, San Biagio di Callalta, Monastier, Meolo, Roncade, Fossalta di Piave e la Croce Rossa. Attivi e operativi volontari per l'intera serata, fra loro un giovanissimo. Perché hai scelto di fare protezione civile? Per aiutare la popolazione. Senti, ma la protezione civile non è un mestiere da uomini? Assolutamente no. Dare una mano a tutti quanti è fondamentale di questi tempi. Quanti anni hai? 18. Per aiutare il prossimo. Fra loro molti volontari che hanno operato in diversi territori. Lei insomma è stato già operativo qua sul Piave? Certo che sì. Qual è il momento più difficile che ha affrontato? L'alluvione 2018, poi Vaia un po' meno, però l'alluvione 2018 è stata tosta anche perché qua c'erano 12 metri di acqua oltre quell'argine là, e a un certo punto non hai più tante certezze. Ma sicuramente sono i terremoti, sono il modo che la protezione civile viene impegnata maggiormente. Creazione di campi base, creazione di assistenza a popolazione, sicuramente sono dei ricordi indelebili nella mia mente. È difficile gestire con tutti questi uomini? Diciamo che non è semplicissimo, anche perché non lo facciamo tutti i giorni, qualche inghippo c'è sempre, specialmente nel momento in cui stiamo partendo con l'esercitazione, però dopo insomma, impegnandosi con l'aiuto di tutti ne veniamo fuori. Entra nella sua piena operatività la collaborazione tra Confindustria Belluno Dolomiti e la Casa Circondariale di Belluno all'interno del progetto per il sociale. Sono iniziati ieri corsi di formazione rivolti ai detenuti, una seconda opportunità per crescere insieme. Nessuno deve essere lasciato indietro, a tutte e a tutti deve essere concessa una possibilità e il lavoro è l'unico strumento per emanciparsi e crescere insieme. Lo afferma Flavio Maresse, delegato al sociale di Confindustria Belluno Dolomiti, che ha rinnovato anche quest'anno l'accordo con la Casa Circondariale di Baldenic, che mette al centro il lavoro come strumento che può garantire la riabilitazione dei detenuti. Quest'anno abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo portato una maggiore formazione all'interno del carcere e l'abbiamo pensata in modo tale che addirittura proprio le aziende stesse, 3 aziende importanti del territorio, entrano a fare formazione. Nell'istituto penitenziario di Belluno entreranno i rappresentanti di Ceramica Dolomite, EPTA e SEST, che daranno ai detenuti partecipanti la possibilità di apprendere alcune nozioni di base per inserirsi nel mondo del lavoro. Questo diventa sicuramente qualcosa di estremamente stimolante per tutte le persone che vivono la realtà del carcere, e in effetti i primi riscontri sono stati molto positivi. Carcere e lavoro, un binomio che non sarà più un tabù grazie alla proposta di Confindustria, che rientra nel più ampio progetto per il sociale che in questi anni ha toccato diversi ambiti, dalla necessità di misure sempre più per le famiglie alla violenza di genere. Ora il nuovo tassello con il coinvolgimento dei detenuti. Noi abbiamo pensato che come il carcere può dare un contributo anche al mondo lavorativo, perché questo già sta avvenendo, anche il mondo del lavoro può dare una prospettiva a queste persone.
Ed ora una notizia di sport, buone notizie proprio per lo sport trevigiano, perché il Treviso Calcio è stato promosso in Serie D. I biancocelesti hanno vinto il campionato all'ultima giornata con 2-0 contro il Giorgione, Stadio Tenni pieno e in festa per questa splendida vittoria dopo 10 anni tra promozione ed eccellenza. 26 aprile 1987, la Marca trevigiana, un anno dopo Chernobyl, le ricadute sul nostro territorio e le prime ordinanze raccontate nei TG di Antena 3. La salvaguardia dell'ambiente è al centro di 2 ordinanze emesse dal comune di Orsago, che si dimostra quindi molto sensibile alle tematiche ecologiche. La prima ordinanza riguarda la conseguenza della nube di Chernobyl, che a quasi un anno di distanza crea ancora alcuni problemi. Recenti controlli effettuati su alcuni prodotti alimentari, afferma nell'ordinanza il sindaco di Orsaga Bragaggia, prodotti quali latte, derivati dalla crusca, miele, funghi spontanei e selvaggina, rivelano ancora la presenza di radioattività che, anche se non elevata, suggerisce alcune precauzioni soprattutto verso i bambini fino ai 10 anni di età e le gestanti. Nel territorio di Orsago il fieno prodotto con l'erba raccolta nei mesi di maggio e giugno può essere usato per gli animali solo se alternato con altri alimenti non contaminati. La crusca prodotta dopo la fuga radioattiva deve essere solo il 50% della dieta degli animali. Attenzione per le mense scolastiche e precauzioni agli agricoltori per la manipolazione del fieno di cui si è detto prima. Mascherine filtro quindi, cambio di indumenti e scarpe, evitare che i bambini entrino in contatto con il fieno o con la polvere di fieno. L'altra ordinanza comuna invece Orsago ad altre amministrazioni, vietando dal 1° settembre prossimo i sacchetti e i contenitori di plastica non biodegradabile, fatta per ora eccezione per i sacchetti destinati a contenere le immondizie. Già da ora è vietato disperdere o abbandonare sacchetti di plastica all'interno del territorio comunale. 2 ordinanze diverse quindi, ma accomunate dal rispetto per l'ambiente. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione tende a spostarsi dal nostro territorio, ma non se ne va del tutto, causando ancora una instabilità. Vediamo il dettaglio di lunedì 24 aprile. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e schiarite con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Verso fine giornata diradamento delle piogge con maggiori spazi di sereno. Temperature stazionarie minime tra 8 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà coperto con piogge diffuse. Dalla sera però deciso miglioramento con cessazione delle precipitazioni. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni quantomeno nel corso della mattinata, graduale miglioramento poi dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.